Onorevole Zucchetto, perché 1 miliardo di euro che potrebbero essere immessi nel sistema economico sardo dovremmo guardarli con sospetto o dovremmo guardarli quasi con la puzza sotto il naso, rifiutando la possibilità di far crescere la nostra economia che è fin qui asfittica? Perché innanzitutto non c'è nessuna garanzia sulla crescita della nostra economia. Noi abbiamo già sperimentato queste relazioni anche con gli Emirati Arabi e non solo, per cui siamo arrivati alla conclusione che anche di tutta la questione Costa Smeralda ben poco è rimasta la Sardegna, perché se è vero che i VIP hanno continuato a frequentare la Costa Smeralda, che non hanno conosciuto, la Costa Smeralda non ha conosciuto crisi rispetto al resto del territorio sardo, dove sono i soldi dei VIP? Dove sono andati? Dove sono finiti? Questo discorso. E in secondo luogo, prima di andare a svendere i gioielli di famiglia, l'ho dichiarato anche in qualche altra situazione, bisogna fare uno sforzo, tagliare le spese inutili, a partire da quelle personali, e mi riferisco ai politici. E poi c'è tutto il discorso che riguarda il recupero dei crediti. Noi abbiamo dei crediti in giro che ci sono dovuti. Il governo italiano è assolutamente debitore nei nostri confronti e noi stranamente in un momento così critico di crisi globale noi risultiamo davvero creditori. E allora perché non insistere e battere la pista per far rientrare i crediti? E ce ne sono tanti.